Andrea Pizzatto, capitano della squadra di Vicenza maschile che è arrivata in finale, purtroppo ha ceduto 2-0 a Padova, però comunque una buonissima avventura questa. Beh, sicuramente una buona avventura, soprattutto perché siamo arrivati in una buona posizione e è un peccato che poi non si possa più ripetere per l'ultimo anno. Qual è stato il momento chiave secondo te della partita contro Padova? Beh, secondo me il momento chiave era quando eravamo sopra ed è stato proprio un peccato poi che ci siamo fatti rimontare. Ok, cosa ha fatto la differenza secondo te in campo? Beh, sicuramente la loro battuta, che noi non siamo stati capaci di prendere, di tenere su e basta, insomma, sono stati meglio di noi soprattutto in questo. L'emozione più grande di questa edizione delle Kinderiadi qual è per voi? Beh, essere arrivati in finale è una grande emozione, non si può negare e mi dispiace non aver vinto, però comunque è una bella esperienza. Anche perché davanti al proprio pubblico era... Sì, anche in casa, bellissimo. Ok, l'ultima domanda, qual è la dedica che vuoi fare comunque di un buon risultato così ai tuoi compagni? Beh, io sono contento di aver giocato con loro, sono una grandissima squadra e ripeto che è un peccato non vederci più adesso. Allora in bocca al lupo per il futuro Andrea e ci rivediamo presto. Grazie, crepi il lupo.